Ma i territori che colleghiamo sono territori che presentano dei confini che il nostro turista non conosce. Il nostro turista conosce solo il confine del bello, si ferma lì dove finisce il bello. Dove il bello continua, dove c'è l'attrattiva, l'ospitalità, le curiosità, le esperienze, il turista si muove. Per cui ci sono dei confini solo immaginari. Ecco che noi quest'anno abbiamo lavorato col mondo della bicicletta, col bike e col mondo del vino, il wine, questi due prodotti che entrano nella rete Prosecco Is per offrire delle esperienze più complete ed oggi, finalmente anche grazie alla bicicletta elettrica, la possibilità di scoprire il mondo del vino con la bicicletta. È un fatto straordinario quello che abbiamo vissuto, una richiesta particolare, ma che ci fa capire che il prodotto del paesaggio delle colline del Prosecco è un prodotto che piace, per cui il punto di partenza serve anche per indicare le strategie per l'anno 2022 con una campagna di comunicazione rivolta a mercati definiti e soprattutto con un taglio molto particolare. La proposta è venire nelle colline del Prosecco per le esperienze che questi nostri ospiti turisti possono fare proprio come le facciamo noi tutti i giorni, vivere la quotidianità del viver bene sulle colline del Prosecco.